Ah, cammino. Mamma mia. Guai è notte, cammino. Mamma mia, belli mamma, raga, mi aiutate. Che è stato, donna Carmela? Che si è fatto vostro marito? Si era butaca. Mentre giocavo pallone. Ah, fosse stato cielo e se l'avesse fatto sul campo di gioco, sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciuliato in coppa una scorza e banana. Sono caruto. Che sia schifezza di tutti i giocatori. Ma che buono, io sto fuori allenamento, che vai trovare? Perché non ti vuoi allenare? Perché? Tuo marito faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie. Io non sono nato marito e perciò lievo tuo pallone a capo e non mi scuccia più, hai capito? Non mi scuccia più. Te dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Pioli, Meazza, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione. Ha ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire. E chi meglio di voi lo potrebbe far finire? Ma mo facete la carità, finitela voi a mia moglie perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza? Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli. E se non se l'accattò Napoli, venite a Villa Roma. Qua a Roma, che là meglio si sovenno Torino. E se manco Torino vuoi farlo affare, io ti vengo. Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattare a me come Ma sto non combinando. signore, non ti preoccupare, tu la stoffa ce l'hai e quando tieni la stoffa? Va a fumagliare, lo metti in la valigia e me ne va con Venezuela. Ma quella parla delle capacità, della classe. Ah, ci Parla capito. della prestanza fisica. Ho capito. Ma voi mi avete visto buono? Benissimo. Ma avete squadriato buono? Benissimo. Ma avete smirciato buoni i quartenanzi e i quartieri? Benissimo. E allora siete giocate tutti e tre. Carmè, per questo sport farò qualche pazzia. Sulla parola mia ti faccio indossacare. Biaggi, tu riceve? Vuoi fare le giornate? Beh, sì. La squadra nazionale, come facemmi più? Ma non vede che io soffro, che premo. Si spustate, ma l'igno si scende. Mo se corre a Milano caccia Sanremo, ma mi hai fatto sta corsa Biaggi? Ma non parla più di palle e biciclette. Penso solo bucati a pagazetta. Biaggi, non ti cruccia. Carme, lasciami stare. Stai sotto la porta, non ti impapina. Carme, non mi tentare. Biaggi, se vuoi segnare, piglio passaggio, tira, si adira. Io volesse fare 5 o 6 gol. Posso cielo, Biaggi, ma si muove. C'hai scavalca mediana e terzina. E fa presto, con tempo cammina. Carme, tu mi hai guaiato a me. Biaggi, che colpa ne tenchi. Ma tu a sto campionato che sei più sportivo di me. O sai che mi hai scucciato, non ti voglio chiudere. O sai che mi hai scucciato, non ti voglio chiudere. Donna Carmela, che si dice è bella di vostro marito? Si è capacitata a praticare lo sport, sì o no? Ma che? È quasi un mese che non sto facendo più più pallone. Mo' ha da pensare sulle poni. Come sarebbe a dire? Ha da pensare a fare cazzotto. Va, deve diventare un secondo cavicchio. E chi è sto cannolicchio? Oh signor, ma che cannulicchio, cavicchio, campione box. Già fa, vostro marito fa la box. Proprio, perché lo stamattina chiudo a fare primo allenamento. O volete vedere morto allora? Vero, io voglio vedere una celebrità mondiale. La già avrebbe dentro la televisione quando sbatte all'avversario su in faccia e corda e non lo fa sosricchio a terra. Povero Don Biagino. Sì, io ieri quando ci ho presentato all'allenatore, un bello signore toscano, sapete come ricetta? Signora, qua due sono le cose, o il suo consorte farà parlare la gente per tutte le cantonate o non lo vedrete mai più. Perché ho cagno nei connotati. No, non lo vedrete mai più nelle riunioni di box. Ma Le pompine. E che succede? E qua a palazzo se ne sarà caduto. già, ma poteva essere qua vicino, che se no non ci senteva così forte. Chi è? Che succede? Stanno portando il marito vostro con l'autoambulanza della Croce Rossa. Oh maronna, marito, ma che sarà successo? Hanno vincito qualche partita di box. Aspetta, piano piano, non ho sbattito tanto. Dove lo dobbiamo mettere? Ma se posso usare la coppa a Barella? Come no? Che non si è fatto niente di grave. Secondo me tene solamente due costole rotte, la spina rossa spezzata, un braccio sgommato e un paio fuori cinta. A niente. Va bene, cos'è niente? Ammazzatatelo un coppa a sta seggia, poi c'ho per il menù. Come volete voi, ecco qua, piano piano. Le cose niente. Mo' tanto bene, Signora, vostra buona grazia. Poi mo' io vengo, la prossima volta che mi portate facciamo un conto. E che bella intenzione che te la mia moglie. Mannaggia la fortuna mia, mannaggia. Auguri.
Grazie. Buona giornata. Grazie, state pure. Senti, state con loro. Piaggi, bella la moglie tua, come ti senti? Una schifezza. Ma com'è andata la cosa? È andata così. I primi ragazzotti fermi che ha già avuto sono sbattuto in terra. E ti sei rialzato? Ma appena mi sono alzato, mi è arrivato il terzo castigo e sono sbattuto in terra un'altra volta. E non vi siete alzato più. Niente. Nemmeno quando l'arbitro contava fino a 10. Ma riesci che gli è arrivato a 710 e io non mi potevo muovere la terra. Finché il povero uomo si è scocciato, le è venuto lo schifo, mi ha fatto mettere in all'autoambulanza e mi ha mandato qua. Mannaggia, mona, se te l'hanno arrivata a spezzare, sì o no? No, signore, hanno detto che mi spezzano domani mattina. Ah, benissimo. Ma che l'hai mandato come macino? Signor, state zitto, macello. Io gli ho aperto la strada del trionfo. Qua trionfo, tu mi hai aperto il cancello del Camposanto, fatti. Ma- Fatti innanzi all'occhio mio, mannaccio sporto e chi l'ha inventato. Ma siete la prima volta. Chiate venno che scassa tutta la... Ha già pigliato la gente,